Nuovo comunicato operativo del movimento estremista ligure Basta Milanesi. Abbiamo deciso di fare sopralluogo qui a Milano per dimostrare che fa schifo e non c'è il mare. Alle mie spalle hanno costruito una pacchianata allucinante, ispirata ai castelli di sabbia che puoi fare da Vesima fino a Rensana e Cogoleto. Qui a mio fianco ci sono delle palme morte dal sonno che si ispirano proprio al lungomare di Cogoleto. La gente è dedita al lavoro estenuante e a pipare la cocaina. Tutti quelli che vediamo qui in questa piazza sono genti che stanno aspettando il pusher che trasporta la cocaina mediante dei piccioni viaggiatori. La temperatura, nonostante i termometri segnino 21 gradi, è rigidissima. Il cielo è stato dipinto azzurro sopra la nebbia. Cercando di scongiurare la bronchite ci troviamo qui sui Navigli, dei corsi d'acqua dove fanno allevamento di ratti pantegani e malfattori. La Darsena è dove confluiscono i due Navigli. Per i milanesi questo è il mare. Dimostreremo una volta per tutte che il mare a Milano non esiste. Raccoglieremo un campione d'acqua dalla Darsena e dimostreremo che non è acqua di mare. Non è assolutamente acqua di mare, questa è acqua dolce. Ci puoi al massimo diluire del sciroppo di rosa o del tamarindo. Mi trovo nel quartiere periferico di Lambrate. Qui in questo quartiere ovviamente non c'è il mare, hanno soltanto delle gallerie d'arte, alcune mostre e poi quello che chiamano l'East Market, un inutile mercato di roba vecchia. Sono qui all'entrata dell'East Market. All'inizio hanno messo dei banchetti, ci sono robe thailandesi, hamburger, ma non c'è traccia di trenette al pesto o di trofie. Si entra dentro un capannone dove hanno messo uno che mette i dischi come a Celle Ligure d'estate. E poi in giro tanti banchetti di roba vecchia. È inutile mettersi la roba vecchia, come mangiare l'insalata russa avanzata da un altro. Gli abitanti di Milano si chiamano gli hipster. Ne abbiamo qua uno. Ciao a tutti. Ma come mai avete le barbe lunghe? Perché non abbiamo tempo di farcela e andiamo a lavorare. E quando non lavorate? Pippiamo la cocaina. Ci troviamo davanti a Palazzo Marino, sede del governo della città di Milano. Andremo e consegneremo nelle mani del presidente di Milano la dichiarazione unilaterale di guerra. La motivazione è che Milano fa schifo e non c'è il mare. Ma se che penso all'uomo mi vedo ma... Vedo i memut. Vi va di cantare l'inno nazionale del movimento estremista ligure? Non lo sappiamo. A Ciassa d'Annunzia, rivedo righi e messastre. Sono tutti in scimmia qui.